Operazione della polizia contro 3 militanti del Circolo Levante legati all'ex centro sociale Gramigna, ritenuti coinvolti nell'imbrattamento della statua di Aldo Moro. Prosegue la protesta degli studenti pro-Palestina, il BO, interviene la rettrice, no alla violenza, oggi seduta del Senato accademico sui rapporti con Israele. Solidarietà al dirigente comunale vittima di atti intimidatori all'ordine del giorno del Consiglio Comunale Straordinario di Vigonza in programma per domani sera. Record di ascolti per il gruppo Media Nord-Est per la diretta della Dunata degli Alpini di Vicenza. Da Padova sono arrivate oltre 1000 penne nere. Si discuterà in Consiglio Comunale la mozione per il rinnovo del mercato di Piazza delle Erbe a Padova, pensato dall'assessore al commercio Antonio Bressa. Luoghi per stimolare la socialità anche nei quartieri. Dopo il primo progetto all'Arcella, il Comune pensa a Mortisa alla zona di Via Cave. Iniziativa del Comune di Campodoro per stimolare la lettura nei parchi cittadini. Arrivano le cassette per il book crossing, costruzioni in legno nelle quali i cittadini trovano a disposizione libri da leggere. Buongiorno, benvenuti al TG di Tele Nord-Est. Come avete sentito dai nostri titoli ci sono state delle perquisizioni, delle operazioni di polizia legate all'imbrattamento della statua di Aldo Moro, ma ci racconta tutto la nostra redazione di Padova. Perquisizioni da parte della Digos della Questura di Padova a carico di 3 appartenenti al centro sociale Levante, l'ex Gramigna, e alla stessa sede del movimento dopo l'imbrattamento, il 26 gennaio scorso, della statua di Aldo Moro, della targa in memoria degli uomini della sua scorta uccisi dalle Brigate Rosse e di scritte contro Israele sui muri del centro culturale San Gaetano. I provvedimenti sono stati disposti dalla Procura di Padova con l'ipotesi di accusa di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, nonché deturpamento ed imbrattamento, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. I fatti si svolsero nella notte tra il 25 e il 26 gennaio di quest'anno, a poche ore da una cerimonia in occasione della Giornata della Memoria fissata al Centro Culturale San Gaetano. Una volante alle 6 del mattino si accorse che era stata appunto imbrattata con la vernice rossa il volto della statua dello statista e la targa con i nomi dei 5 agenti di scorta. Non solo questo, perché erano state fatte anche numerose scritte contro Israele e inneggianti all'intifada sulle mura del palazzo storico ospitante il centro culturale San Gaetano. La Digos individuò i presunti autori, 2 uomini e una donna militanti del Circolo Proletario Comunista Levante, ex Gramigna. Sono in corso indagini anche a riguardo di altre scritte analoghe e più recenti. Cresce quindi la tensione a Padova e c'è tensione anche all'università. Oggi seduta del Senato accademico si parlerà dei rapporti con Israele. Prosegue la protesta degli studenti universitari pro-Palestina accampati da venerdì davanti al BO. Oggi è in programma la seduta del Senato accademico con la richiesta da parte dei manifestanti di condannare Israele e sospendere i rapporti con gli atenei di quel paese. La rettrice Daniela Mapelli però ha risposto in modo duro alle proteste. L'occupazione studentesca, iniziata nei giorni scorsi, ha svelato la sua natura prevaricatrice e ha affermato totale solidarietà a studentesse e studenti che hanno subito disagi dovuti alla violenza degli occupanti. Il Senato, ha anticipato la rettrice, sommo luogo in cui si prendono le democratiche decisioni di Ateneo, presenterà una delibera, prevista da settimane, che si occuperà della situazione di Gaza senza però cedere ad alcuna forma di boicottaggio dei rapporti con gli atenei israeliani. Gli studenti universitari pro-Palestina hanno cercato di interrompere le lezioni entrando nelle aule della facoltà di giurisprudenza per invitare gli altri studenti ad aderire al boicottaggio accademico, ma l'università ha chiuso le porte. Chi era all'interno ha proseguito le lezioni in presenza. Per tutti gli altri, arrivati per le lezioni seguenti, è stata disposta la didattica da remoto. Una mobilitazione che è continuata poi per tutto il giorno, con gli studenti in corteo che hanno raggiunto dipartimenti e aule studio, prima scienze politiche, poi storia, dove sono entrati per consegnare volantini e invitare gli altri universitari a scendere in piazza. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Vigonza dove c'è nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale straordinario in programma domani sera una mozione di solidarietà al dirigente comunale vittima di atti intimidatori.
È in programma per mercoledì sera il Consiglio Comunale di Vigonza, al quale saranno ammessi anche i cittadini, oltre alle forze politiche. Un consiglio straordinario indetto solo per un motivo e quindi con un unico ordine del giorno: esprimere solidarietà da parte dell'amministrazione, ma anche della comunità, al dirigente responsabile della gestione del territorio. I fatti sono noti, si riferiscono a 2 attentati incendiari contro la sua abitazione e ad altri atti intimidatori sui quali è in corso un'indagine da parte delle forze dell'ordine. Si terrà un consiglio comunale straordinario che abbiamo convocato per esprimere solidarietà al capo settore ufficio urbanistica, edilizia e attività produttive e condannare i fatti che ha subito, come l'incendio delle 2 autovetture. Sono stati il sindaco e il consigliere del PD Antonio Stivanello a lanciare la proposta del Consiglio straordinario, proposta raccolta dal presidente del Parlamentino Cesare Paggiaro, che lo ha convocato. Una solidarietà che sarà dunque espressa al dirigente, ma anche a tutta la sua famiglia, comunque coinvolta negli episodi di intimidazione da amministratori e coordinatori nazionali e provinciali di Avviso Pubblico, l'associazione nata nel 1996 per riunire gli amministratori che si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica, una rete di enti locali che sostengono concretamente la promozione della cittadinanza responsabile. Ci sembra infatti importante, e per questo parteciperanno anche i delegati provinciali e nazionali di Avviso Pubblico, sottolineare che il nostro territorio non accetta questi tipi di comportamenti e li condanna in maniera ferma e trasversale. Voltiamo pagina, parliamo ancora della Dunata Nazionale degli Alpini di Vicenza, perché il gruppo Media Nord-Est ha raccolto ascolti record. La Dunata dei record sulle emittenti dei record, dove gli alpini sono di casa e dove ancora una volta hanno fatto breccia nel cuore di quasi 1,5 milioni di telespettatori che hanno seguito la Dunata di Vicenza su Antenna 3, Rete Veneta e TV12. Un segnale chiaro di un legame profondo che il gruppo Media Nord-Est ha saputo costruire e mantenere con il territorio. Dunque, ancora una volta, record infranti per il gruppo Media Nord-Est, che ha trasmesso l'evento con una copertura integrale, iniziata dalle prime ore della mattina e che si è protratta fino alle cerimonie serali, offrendo interviste, immagini esclusive e momenti di grande emozione che hanno catturato gli spettatori davanti allo schermo, confermando una supremazia schiacciante rispetto a tutta l'offerta televisiva locale concorrente. Antenna 3, leader assoluta per ascolto medio e ancora una volta prima TV in Veneto. Rete Veneta si conferma al secondo posto assoluto per ascolto medio, certificato Auditel. Una diretta, la nostra, vista in tutto il mondo con messaggi dal Sudafrica, Stati Uniti, Canada, Romania, Germania e Spagna, e che ha saputo abbinare emozione e cronaca, racconto e suggestione. 1,5 milioni di grazie agli alpini e al Veneto. E adesso appuntamento a Bibione, dove si terrà la prossima Dunata Triveneta, con noi di Media Nord-Est, sempre al fianco delle penne nere. Del giorno della Dunata per immagini e voci, eccolo. Una Dunata che non si è limitata a entrare nella storia, ma che la storia l'ha scritta. La Dunata dei record, la Dunata del secolo, quella che ha portato a Vicenza 500.000 persone e che ha fatto sfilare 100.000 penne nere. I numeri parlano chiaro, è stata la Dunata più grande della storia. Le immagini hanno toccato i cuori di chi può dire mai come stavolta con orgoglio: io c'ero. Uno sfilamento che ha abbracciato la città con gli alpini che sono partiti alle 9 e che hanno ceduto la stecca a Biella quasi alle 11 di sera. La città ha risposto presente sotto ogni punto di vista: l'organizzazione, la sicurezza, l'ospitalità, lo spettacolo e il rispetto per la storia che sfilava davanti agli occhi di un pubblico entusiasta e delle molte autorità presenti. Gli alpini del Vicentino hanno sfilato attorno alle 21, Asiago con la banda di Cesuna, poi la sezione Ana Montegrappa di Bassano con la sua fanfara e le salmerie, e a seguire Marostica. Sguardi fieri
cuori che a stento trattenevano l'emozione e uno spettacolo che è già indimenticabile. A chiudere lo sfilamento i padroni di casa, la sezione Vicenza-Montepasubio, a fargli da cornice le luci di una città avvolta nella sera ma risplendente più che mai. Oltre 7.000 gli alpini di Vicenza, con la fanfara storica in testa, i cori e i flash di chi ha voluto immortalare un evento che ha cambiato la centenaria storia delle adunate. Il presidente della sezione vicentina dell'ANA Montepasubio ha consegnato la stecca al suo omologo di Biella, dando appuntamento al 2025 in Piemonte. Manca un anno, ma è già nostalgia per quello che è stato e che resterà per sempre nella memoria di tutti. Una adunata decisamente storica sotto molti profili, anche per quello che riguarda il nostro gruppo, ma storica soprattutto per gli alpini, per la durata dello sfilamento, per il numero di persone che hanno raggiunto la città, naturalmente gli alpini padovani sempre presenti. Adesso cambiamo ancora argomento, parliamo di cronaca, passiamo alla pagina della cronaca. C'è stata una tentata rapina. Ha tentato di rapinare una coppia di fidanzati che stava passeggiando in centro a Padova minacciandoli con una bottiglia rotta. Un 22enne vicentino è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per tentata rapina aggravata e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. I due fidanzati stavano camminando in piazza Garibaldi, diretti verso le piazze cittadine. Il 22enne li ha minacciati con una bottiglia rotta, intimando di consegnargli il denaro. La coppia si è rifiutata e il giovane si è allontanato. I due, allora, hanno poi avvisato i carabinieri, che hanno bloccato il 22enne vicino al cavalcavia Borgomagno. In tasca aveva un anello di ferro, usato probabilmente come un tirapugni, che è stato sequestrato. Ancora cronaca, perché a Campodarsego i carabinieri hanno denunciato per tentato furto un cittadino italiano di 63 anni già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato sorpreso da alcuni passanti mentre stava rovistando all'interno di un'auto parcheggiata in una zona del centro. Immediata è scattata la telefonata al 112. I carabinieri hanno individuato il 63enne che è stato denunciato. Ancora cronaca, però ci spostiamo a San Pietro Viminario. Un 38enne polacco senza fissa dimora ha scavalcato la recinzione di un'abitazione in via Ronchi e ha danneggiato l'auto parcheggiata in giardino. Poco prima l'uomo, già noto alle forze dell'ordine anche lui, a torso nudo aveva suonato al campanello della casa non ricevendo risposta. Ha scavalcato la ringhiera, ha colpito ripetutamente la carrozzeria e il gruppo ottico della Renault Clio. Dei padroni di casa i carabinieri sono intervenuti, dopo averlo bloccato lo hanno denunciato. Usciamo dalla pagina della cronaca, parliamo del riordino del mercato delle piazze annunciato dall'amministrazione comunale. Gli operatori che adesso sono attualmente presenti ogni giorno qui, e sono 31, possano trovare una nuova conformazione che rimetta in ordine il mercato, che in questo momento ha alcuni buchi al suo interno. Ci sarà una riorganizzazione dei banchi del commercio al centro della delibera dell'assessore Bressa. In Consiglio Comunale da tempo si notano buchi tra le bancarelle delle piazze. L'intento dell'assessorato è quello di rendere più omogeneo il mercato. L'obiettivo è quello di rilanciare quindi questo mercato, ricordare ai cittadini padovani la bellezza anche di fare la spesa in piazza non solo al sabato ma tutti i giorni qui con l'offerta che è presente, e far sì che questo mercato sia più possibile adatto anche al contesto storico, architettonico, monumentale che c'è attorno. Ma non solo questo, perché nella delibera c'è anche la proposta per dei nuovi stalli in zona Portello. 2 nuove attività potranno per una volta alla settimana aprire i propri banchi. Istituiamo 2 posteggi nuovi in piazza Portello, dove c'è una richiesta nuova, e quindi anzi colgo l'occasione per fare un invito agli operatori commerciali, in particolare dell'ortofrutta, a contattarci se interessati a operare in piazza Portello una volta alla settimana. Cambiamo tema, ma parliamo sempre di interventi dell'amministrazione comunale. Arrivano le case comunali di comunità.
Ad un anno dall'inaugurazione della casa di quartiere dell'Arcella, il Comune di Padova fa un primo resoconto di un'attività volta ad avvicinare l'amministrazione ai cittadini dei quartieri. Le case di quartiere sono spazi di tutti e sedi di nessuno, cioè sono dei luoghi dove non c'è una parcellizzazione dello spazio e ognuno ha il suo piccolo pezzetto, ma dove tutti insieme si coprogetta e si gestisce una realtà diversificata all'interno della quale possono trovare spazio attività diversificate che nascono dal territorio, dalle associazioni, da chi ne ha bisogno, quindi singoli cittadini, associazioni, ma anche enti privati che abbiano bisogno di spazi per mettere quello spazio, appunto, farlo diventare luogo di socialità. Ora il progetto è crearne di nuovi, per questo saranno avviati degli incontri con la cittadinanza nei quartieri di Mortise e di Cave. Saranno 2 momenti per incontrare la cittadinanza e focalizzare meglio, alla fine di tutto un percorso già avviato, che cosa il territorio si aspetta da questi spazi, perché questo poi verrà messo all'interno del bando, quindi il bando che si costituirà per la gestione di queste 2 nuove case di quartiere conterrà quelle che sono le idee, le iniziative, le visioni che sono nate dal territorio. Chiudiamo questo telegiornale con un'iniziativa culturale interessante che riguarda l'Alta Padovana. Nel comune di Campodoro, a Padova, arriva il Book Crossing, piccole casette di legno a disposizione dei cittadini, dentro le quali trovare libri. 2 nuove casette nei parchi di Bevadoro e di Campodoro sono a disposizione con libri gratuiti. Crediamo di aver messo a disposizione dei nostri cittadini degli spazi fruibili, ha spiegato la consigliera con delega alla cultura del comune, che possono stimolare la lettura anche all'aperto. Il book crossing consiste nella pratica di prendere libri liberamente e lasciarne a disposizione altri. L'idea di base è quella di far sì che i libri, anche nell'ambiente urbano o dovunque una persona preferisca, possano essere ritrovati e quindi letti anche da altre persone. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio.